Anche il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova ha intensificato i controlli a tutela del commercio regolare, perseguendo il suo obiettivo di lotta al commercio di prodotti nocivi alla salute. Presso un operatore nel commercio con sede nella zona industriale di Padova è stato individuato, grazie ad attività di controllo ed investigative, un carico di bigiotteria importato direttamente dalla Cina, composto da oltre 15 milioni di pezzi, tra collane, braccialetti, anelli e altro. Una quantità da record, afferma il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, facendo i complimenti alla Guardia di Finanza di Padova. I controlli sono partiti in concomitanza con l'avvio dei saldi invernali. Una quantità simile di articoli irregolari immessi sul mercato avrebbero danneggiato considerevolmente i commercianti che operano nella legalità. Su detti articoli mancava inoltre qualsiasi indicazione sull'eventuale presenza di sostanze nocive per la salute. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale, e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento.